Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti, ve li presento subito e vediamo anche di capire di che tema andremo a parlare. Un argomento molto interessante, parliamo del settore moda, c'è un tavolo di lavoro aperto, di confronto. Il settore moda va bene, c'è una ripresa, ci sono segnali interessanti oppure no nella regione del Veneto? Diamo un'occhiata, cerchiamo di capire in comparti che sono sempre del settore moda, però riguardano da un lato l'artigianato, dall'altro invece gli industriali, piccoli, medi e grandi industriali del settore moda, che sono sempre un comparto molto interessante e strategico, e poi con la Confedermoda della CNA, che riguarda anche questo degli operatori del settore che hanno alcuni problemi. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, con Piergiorgio Silvestrin, portavoce del tavolo appunto della moda, presidente di Federmoda CNA Veneto, grazie di essere qui con noi. Vedremo di fare un po' un quadro generale, anche con Roberto Bottoli, coordinatore sistema moda Confindustria Veneto, grazie anche a lei. Giuliano Secco, presidente Federazione Moda Confartigianato Imprese Veneto, ben ritornato anche con lei in studio. Allora, vediamo un po', io direi con Confindustria a questo punto di fare il quadro. Come va? C'è la ripresa? Cosa sta succedendo nel settore moda? È possibile anche distinguere in comparti della moda per vedere quello che va meglio rispetto a quello che invece un po' arranca, oppure è tutto omogeneo? Ci racconti un po', aggiorni anche i nostri telespettatori oppure anche chi lavora nel settore, che magari la vede in un certo modo e voi avete un quadro più aperto della situazione. Guardi, il sistema moda è abbastanza composito, perché parliamo del calzaturiero, parliamo del tessile, parliamo dell'abbigliamento. In Veneto ci sono tutti e tre questi settori e ognuno ha una sua vita propria, quindi non possiamo parlare in modo omogeneo di tutto di tutti. Diciamo che rispetto a una situazione di 2 anni fa o dell'anno scorso un piccolo miglioramento c'è. Chiaramente come si usa, lei dice? Direi piccolo se lo facciamo mediamente, per cui ci sono delle aree produttive che stanno andando bene, altre che vivacchiano, altre che continuano ad avere i problemi che avevano in passato. Quali vanno bene, quali vivacchiano? Diciamo che il calzaturiero sta godendo un buon momento, soprattutto sulla fascia medio-alta, continua a soffrire sulla fascia medio-bassa perché non è cambiato nulla rispetto alla situazione ante-crisi. Diciamo che nel tessile la situazione è abbastanza stagnante, diciamo quello che ha perso il tessile negli anni sarà probabilmente irrecuperabile. Lo stesso dicasi per l'abbigliamento di fascia tradizionale, quindi la confezione classica, chiamiamola l'uomo e la donna classico, ha delocalizzato e non c'è nessun segno che dia da pensare che possa esserci un reshoring in questo settore. La fascia alta, o quantomeno le griffe, in Veneto non ce ne sono molte, quelle italiane non hanno momenti particolarmente positivi, mentre va bene tutto il discorso maglieria e confezione per produrre per i marchi stranieri, francesi in particolare, poi lo diranno meglio gli artigiani che sono più coinvolti in questo tipo di problematica. Diciamo che l'Italia da pochissimi segni di ripresa sono minimi e l'estero nella media ha una situazione discretamente buona. Quindi diciamo c'è questo gap del nostro paese che può essere un po' inquietante. Diciamo che gli handicap del produrre in Italia rimangono, purtroppo non abbiamo visto miglioramento, non sono cambiate le condizioni generali che sono quelle che determinano la difficoltà di produrre in Italia, e se non si rimuovono quelle non è che possa cambiare di molto il settore. Siamo in un momento in cui la chiamano la locomotiva dell'export è abbastanza attiva, per cui tutto il settore chiaramente ne gode leggermente, quindi si è agganciata un pochino a questa ripresa, però diciamo che non dà segnali di grandissimo entusiasmo. Ripeto, l'occorrenza o la necessità in Italia è quella di togliere i famosi, quelli che chiamavano lacci e lacciuoli, che continuano a gravare sul produrre in Italia. Ecco, vorrei precisare, proprio per far capire a chi ci ascolta, che lei è un imprenditore, ha un lanificio se non sbaglio. Io ho un lanificio a Vittorio Veneto, l'ultimo lanificio, chiamiamolo, del Lombardo Veneto, se mi permette questa espressione geografica. Perché non ce ne sono più, un tempo ce n'erano. Diciamo che solo a Vittorio Veneto, che è la mia città, ce n'erano 5. Mamma mia. Più no. Oggi siamo rimasti gli unici, ma diciamo che anche nella zona di Tiene Schio, che erano zone tessili di eccellenza, sono rimaste, diciamo,
pochissime unità. Con il ciclo completo di lavorazione come noi, ripeto, siamo gli unici nel Lombardo-Veneto. Devo chiedere anche agli altri proprio per approfondire, per far comprendere che cosa fa adesso un lanificio. Quindi un lanificio come il nostro, che è un'unità, diciamo che è un'entità abbastanza unica nel panorama, parte dalla lana grezza e arriva al tessuto finito destinato alla confezione. Proprio quindi dalla materia dalla prima pecora, nel nostro caso addirittura dall'allevamento delle pecore, ma quello diciamo è un mio hobby. 26.000 capi in Italia, quindi non sono 4, ma sono il 5% del nostro consumo di lana. Quindi sono capi che sono qui in Italia addirittura? Sono capi in Italia, nell'Appennino e nel Pugliese in particolare. Quindi voi avete questi capi, la lana grezza viene poi trasformata in tessuto? Ma diciamo che questa è una nicchia all'interno della nostra produzione, ma per dire che siamo forse l'unico 100% made in Italy a partire dalla pecora. No, ma quindi se un capo di tessuto può avere anche il nome della pecorella che l'ha prodotto, ma diciamo che questa è una curiosità. Qual è la difficoltà che lei come imprenditore incontra? Quanti dipendenti? Perché dopo lo domanderò anche a voi naturalmente, in modo che le persone abbiano uno spaccato più aderente alla realtà, perché quando ci sono le rappresentanze un po' istituzionali, voi siete delle rappresentanze istituzionali, molte volte l'osservazione che ci viene fatta da casa è ma non lavorano, ma non sanno cosa vuol dire. No, le rappresentanze istituzionali in questo caso qua lavorano, hanno imprese, quindi ci racconti un attimo qual è la vostra situazione? Guardi, la nostra situazione, allora io sono rappresentante coordinatore del sistema moda di Confindustria. Chiaramente Confindustria è composta di entità, come dicevo prima, diversissime, magliai, confezionisti, calzatori, eccetera. Io, piccolissimo imprenditore, però da anni diciamo, mi occupo dei problemi in Confindustria e quindi ho una visione non solo mia del piccolo imprenditore, ma anche quella dei miei colleghi che sono i grandi nomi, le grandi griffe. Il problema del settore tessile è l'alta incidenza di personale femminile. Quindi molte donne che lavorano. Di molte donne che lavorano con tutte le problematiche relative. E sappiamo che in Italia la protezione giustamente dovuta al personale femminile si scarica completamente sulle aziende, creando una difficoltà a gestire un certo numero di persone femminili, per cui le maternità, l'assistenza ai figli e tutto quello che grava sulla donna senza che abbia una società che gli dà aiuto, poi si riscaricano sull'azienda, per cui assenze, difficoltà, interruzioni, tutte cose che poi all'azienda costano e quindi la società scarica su un'impresa e l'impresa aumenta i costi e ha vita difficile nella produzione. Noi con 40 persone e 32 donne abbiamo anche questo tipo di problematica. Ancora più grave, e questa si è creata negli anni, è stata la demonizzazione della manifattura. Lei sa benissimo che in Italia grandi imprenditori, sociologi o studiosi, io dico tra virgolette scarsamente illuminati, hanno demonizzato la manifattura, quindi hanno creato nei giovani l'aspettativa del lavoro non lavoro, quindi dello studiare per fare qualcosa che è tutt'altro che lavorare. Le nostre imprese manifatturiere invece hanno bisogno di gente che lavora, non più il lavoratore basico come una volta, ma soprattutto lavoratori specializzati. Quindi figure che sono preparate a gestire macchinari moderni, a gestire lavorazioni complesse e che non sono più i lavoratori con le mani sporche di grasso o di cose che erano quelli di una volta. Però siccome l'azienda è stata demonizzata nel suo insieme, il giovane non è più andato alle scuole tecniche che si sono svuotate, non sono più andati agli istituti tecnici che hanno chiuso e sono andati a fare i licei o delle formazioni universitarie che oggi non gli danno sbocchi. Quindi dei giovani sono disoccupati, altri vanno all'estero e noi manchiamo di figure professionali. Quindi voi avete per assurdo abbiamo un'assoluta carenza di personale. Assoluta. Nel momento in cui abbiamo il cambio, come nel nostro caso, dell'assistente di tessitura, del tintore per la tintoria, del capo filatura, non troviamo figure perché il bacino si è svuotato, la rete si è svuotata, non abbiamo più la rotazione del personale all'interno di un'area produttiva, dobbiamo formarci internamente. Sono 10 anni che non abbiamo personale maschile, soprattutto che sia entrato nel tessile, perché quelli che c'erano sono andati in aziende, chiamiamole nel settore soprattutto metalmeccanico, dove si pongono davanti a una macchina a controllo numerico, mettono il camice e si ritengono professionalmente più valorizzati per noi stessi, le stesse paghe che prenderebbero da noi, però formalmente sono camici bianchi, non sono assistenti di produzione e questo è uno scoglio enorme in cui... Quindi non è una questione di soldi? No, non è una questione di soldi, è una questione che l'azienda di un certo tipo non è più vista allettante. Non c'è attrattività. E quindi si è svuotata l'offerta e quindi chiaramente che noi siamo in difficoltà a fare la produzione.
e questo è per produrre, poi c'è la difficoltà di vendere ai prezzi che derivano dei costi del sistema Italia che le e qui torniamo a quello che dicevamo un po' fuori onda, competitività della nostra produzione, quindi vediamo che ci sono dei problemi. Pier Giorgio Silvestrin, Federmoda CNA Veneto, anche lei è un imprenditore? Sì, anch'io ho un'azienda, noi produciamo abbigliamento su misura per persone con problemi fisici, per persone con diverse abilità. Quindi una forma di sartoria? È una nicchia, è una sartoria che lavora fondamentalmente online. La sfida è stata quella di provare a portare l'abbigliamento classico in rete e produrlo su misura per delle persone con problemi fisici senza vederle e riuscire a fare da trade union tra questi due mondi che difficilmente riuscivano a entrare nei classici negozi. Ecco. Come va? Va molto bene da un certo punto di vista, cioè va bene perché il mercato potenziale di internet è comunque in espansione e di conseguenza più penetrazione abbiamo del sistema web nelle famiglie, più abbiamo la possibilità di trovare nuovi, tra virgolette, clienti. Va male da un certo punto di vista perché poi questi prodotti devono essere realizzati, e allora ritorniamo al discorso che faceva Bottoli, che dobbiamo cercare dei laboratori che siano in grado, che abbiano del personale che è in grado di realizzare i prodotti. Personalmente io gestisco una rete di circa una sessantina di laboratori terzisti. Dove di italiani? Ci sono italiani oppure ci sono molti stranieri? No, ci sono un 80% di italiani e un 20% di comunque cinese, visto che la manifattura è in mano a loro. Il problema però è abbastanza comune, cioè mancano delle figure qualificate, cioè mano a mano che vanno in pensione le donne che confezionavano, non c'è un ricambio generazionale. Quindi per assurdo voi avreste una buona commercializzazione, perché vabbè è un prodotto anche particolare di nicchia, ma vi trovate a dover far conti con la produzione. Sì, il problema della produzione è che in questi anni è stato tra virgolette smantellato, cioè i laboratori che c'erano hanno chiuso e quei pochi che sono rimasti hanno cercato, cioè sempre più difficilmente riuscivano ad essere attrattivi nei confronti di ragazzi giovani o di ragazze giovani all'interno del sistema. Tant'è vero che noi ci siamo posti, trovandosi a discutere nel nostro tavolo della moda, di un problema che non era mai emerso proprio fisicamente e fortemente, cioè abbiamo fatto un conto di quante persone ci sono in questo momento in NASPI, cioè con l'ex mobilità a casa. In Veneto, nel settore del comparto della moda, abbiamo 2.630 persone che in questo momento stanno percependo un assegno di disoccupazione, chiamiamolo così. Queste persone... Quindi hanno perso il lavoro. Hanno perso il lavoro. Ed erano del settore. Ed erano del settore, perché per la crisi, per una serie di eventi che... il problema che è venuto fuori discutendo è che ognuno di noi ha difficoltà nel trovare delle persone che abbiano il desiderio di rientrare nelle nostre aziende e che poi siano anche competenti, che sappiano anche fare qualcosa. Cioè, ma queste persone, ecco, lei ha detto ci sono questo numero rilevante di persone che sono fuoriuscite dal mercato del lavoro, giusto? Sì. Andarle a ripescare non è così... Non è così semplice, sembra molto banale, sembra molto intuitiva tutta questa faccenda. Il problema è che non si sa dove siano, cioè se noi telefoniamo, chiamiamo i centri per l'impiego, non hanno, tra virgolette, una schedatura di queste persone. Questo è abbastanza inquietante. E quindi ci ritroviamo che magari c'è il laboratorio che ha bisogno di 2 rimagliatrici, e magari le ha a 5 km da casa, ma non sa che sono a 5 km da casa. E le magliatrici non sanno magari che voi siete... Le magliatrici non sanno che... Abbiamo fatto una piccola ricerca tra di noi su un campione non molto alto, perché i risultati che sono venuti fuori erano talmente paradossali che ci siamo anche fermati, non abbiamo neanche più sprecato risorse. Non andiamo oltre perché qui sì, cioè voglio dire, abbiamo fatto una piccola ricerca su
un centinaio di aziende e ne è emerso che fondamentalmente la media è che ogni azienda almeno cerca 2 persone. Addirittura. E ci siamo fermati là perché le aziende sono migliaia. Quindi disposte quindi ad assumerle. Disposte ad assumere. E il problema più grosso è proprio la difficoltà tra domanda e offerta. Allora ci è venuto in mente, così chiacchierando tra di noi, tipo 4 amici al bar, esiste LinkedIn per le professioni di un certo tipo. Sarebbe da fare un LinkedIn da un certo punto di vista chi ha perso il lavoro. Cioè se noi con 2630 persone le mettessimo in una bacheca virtuale e scrivessimo di tutte queste persone quali sono le loro competenze, e in mezzo ci sono veramente anche delle competenze molto importanti, e gli artigiani, gli imprenditori eccetera avessero accesso per riuscire a leggere che Antonio faceva questo, è di qua, però potrei utilizzarlo di là, veramente in poco tempo per il nostro piccolo riusciremo ad assorbire, che non è molto piccolo, riusciremo ad assorbire tutte queste persone. Abbiamo chiesto quindi un incontro con l'assessore alle attività produttive Elena Donazzan e abbiamo portato questo tipo di proposta. Ecco, io la fermo là, perché così lasciamo in suspense i nostri telespettatori. Avete chiesto un incontro con l'assessore regionale. Allora, andiamo in pubblicità pochi secondi e poi vediamo che cosa sta succedendo, che cosa è successo o a che punto siamo. Tra poco.